Operatore addetto alle vendite è un percorso che prevede l'inserimento dell'alunno all'interno della piccola e grande distribuzione. Lo stage inizia dalla classe seconda con 152 ore. L'alunno non potrà svolgere più di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. Nella classe terza lo stage è di 232 ore. La metodologia è sempre la stessa. Cambia nella classe quarta, dove non si parla di stage ma di apprendistato, che verrà svolto in alternanza con le ore di lezione. Perciò avrà periodi più o meno lunghi di lezione alternati a periodi nel punto vendita. L'alunno ha un contratto di apprendistato di 600 ore circa da svolgere in azienda e 490 ore da svolgere a scuola. Alla fine del percorso l'alunno avrà il diploma di tecnico delle vendite.